Giovedì 9 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Notizia in primo piano che ci porta a San Vito di Cadore, dimissioni di massa, crisi a San Vito. Impossibile sostituire tutti i consiglieri che hanno lasciato, la prefettura nomina un commissario al posto del sindaco. In ottobre se ne erano andati 2 assessori, ora 5 della maggioranza. Nuove elezioni possibili a metà maggio. La notizia era nell'aria da qualche giorno, è arrivata ieri sera direttamente dalla prefettura. San Vito di Cadore non ha più l'amministrazione comunale nonostante la determinazione a non mollare. Emanuele Caruzzo non è più sindaco. Così dalla prefettura di Belluno, a seguito delle dimissioni nel comune di San Vito di Cadore dei 5 consiglieri di maggioranza e dei 2 di minoranza, è stata avviata il 6 e 7 marzo la procedura di surroga dei consiglieri di minoranza e maggioranza, rimasta però infruttuosa a seguito della rinuncia da parte di tutti i consiglieri. L'opposizione, De Bon, abbiamo sfide importanti come le Olimpiadi. Franco De Bon, ex sindaco sconfitto da Caruzzo nel 2020, non ha mai voluto dimettersi per senso di responsabilità, ma anche per non lasciare gli impegni in provincia dove segue caccia e pesca. San Vito ha davanti sfide importanti, situazione grave, questa è la dichiarazione appunto dell'ex sindaco De Bon. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, ecco furbi, poche multe da comuni e provincia, appello dei volontari dell'Unione Montana Feltrina, azioni concrete. Ora basta, sindaci, provincia, enti pubblici, dovete stanare gli eco sporchi, vanificano il lavoro di noi volontari. Gli ecovolontari del territorio dell'Unione Montana Feltrina scrivono a Palazzo Piloni e alle amministrazioni comunali. L'appello che viene lanciato e reso pubblico ieri in una conferenza stampa che si è tenuta a Belluno è chiaro. Noi continueremo a fare la nostra parte, ma ora servono risposte e azioni concrete da parte vostra. La FIAB, troppa sporcizia anche lungo le piste ciclabili, un territorio pulito e libero dai rifiuti aumenta anche la ricettività ai flussi turistici, ricordano i referenti della FIAB al fianco della battaglia degli ecovolontari. E la foto di copertina ci porta in Marmolada, attesa per la sentenza sulla Marmolada, non cederemo mai Punta Rocca. Attesa per il verdetto sui confini della Marmolada, il sindaco di Rocca Pietre De Bernardin vuole mantenere la titolarità di Punta Rocca, che pure dal punto di vista amministrativo rientrerebbe nel comune di Canazzei. Il caso, sfrattate dalla parrocchia, badanti senza una stanza, oltre al disagio e l'umiliazione. Da poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, infatti, la corposa popolazione feltrina di badanti non ha più una stanza dove ritrovarsi e trascorrere l'unico giorno di riposo della settimana in compagnia. Sono state sfrattate dai locali messi a loro a disposizione anni fa dalla parrocchia del Duomo e a nulla sono valse le richieste successive al periodo di lockdown, manifestate a più riprese sia alla diocesi di Belluno Feltre che al comune di Feltre. Evidentemente, affermano sconsolate, siamo considerate non degne della loro attenzione e del loro interesse. Rimaniamo a Feltre con la prima pagina del Gazzettino di Belluno, la collezione delle Barbie in vendita per sostenere i centri antiviolenza. E ancora Belluno, INPS, in 4 anni dipendenti dimezzati. Ancora dal capoluogo una piazza, una via intitolata De Biasi. Una via, una piazza, ancora non si sa, certo è che il nome di Mario De Biasi con deliberazione di giunta entrerà nella toponomastica della città. L'iter è già avviato, una intitolazione che arriva a fagiolo a ridosso del decennale della morte avvenuta a Milano il 27 maggio 2013. Altri richiami dallo sport: sci giovanile, GP Net Insurance a Drusce e Alleghe ski cross slalom a Trichiana e a Auronzo. L'evento, un video su Leonardo Del Vecchio, banchiere. L'appuntamento è per lunedì prossimo al Teatro Comunale di Belluno. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso in primo piano una notizia riferita alla conferenza dei sindaci, una comunità per minori e più posti letto nelle RSA. L'USL rinnova il piano per il sociale, via libera regionale ai servizi per altri 27 anziani. Troppi ragazzi dirottati fuori provincia, i comuni vogliono un centro bellunese. La foto di copertina invece è dedicata alla giornata della donna, celebrata nella giornata di ieri. In piazza le storie delle donne vittime di abusi, un 8 marzo contro le violenze sui luoghi di lavoro. Molestie in fabbrica, stalking, mobbing
mobbing fino alla violenza sessuale, tra gli impianti, nelle occhialerie e nell'industria fino ai bar e agli assistenti di sedia dei medici. Poche le denunce, ma il fenomeno esiste, per questo i lavoratori di Seste e Costan hanno scioperato, manifestazione in piazza a Limana che si è svolta nella giornata appunto di ieri. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione difficile che sta vivendo la sede INPS di Belluno, personale dimezzato, in 4 anni servizio a rischio, dal 2019 persi 45 dipendenti, assegnati 11 lavoratori, ma ci sono dubbi sul loro arrivo. Cortina, la figlia dell'assessore nominata nel CDA di Valpe, la nomina segue l'ingresso nel comune nell'azionariato della società dei rifiuti. Raffica di dimissioni, anche il Corriere dedica spazio alla crisi del comune di San Vito di Cadore, amministrazione senza numeri, a San Vito arriva il commissario. E ancora a Ponte nelle Alpi i vecchi forni aprono per Pasqua. Riscoprire l'antica tradizione per cuocere il pane a polpette riprendono i vecchi forni. Il 1° aprile sarà l'occasione di sfornare i dolci pasquali come una volta. Il progetto è del comitato frazionale ed ha già raccolto moltissime adesioni, si possono prenotare le focacce già adesso. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Entriamo al suo interno, come sempre, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente veronesi. Siamo a pagina 2, la strage di Crotone, Meloni pungola l'Unione Europea, difesa dei confini e lotta ai trafficanti. La premier a Palazzo Chigi con il primo ministro olandese Rutte, serve pragmatismo. Oggi il Consiglio dei Ministri a Cutro, luogo appunto dove è avvenuta questa tragedia. Il 23 marzo vertice a Bruxelles. Aspetto passi avanti, questa la dichiarazione della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Un'altra sua dichiarazione: a Bruxelles si è visto un netto cambio di approccio, è tema europeo, si parta dai confini da difendere e dalla lotta ai trafficanti. Il muro di Salvini, braccio di ferro con Meloni sul decreto, il leghista furioso con Mantovano, il Carroccio guarda al modello britannico e chiede una stretta sui permessi. Siamo a pagina 4, ulteriore approfondimento in merito alla strage di Crotone, l'odissea dei bambini. Mina doveva raggiungere l'Inghilterra per sposarsi e Jawar sognava di vedere Venezia. Le piccole vittime di Cutro inseguivano il futuro, 30 i morti, solo 3 sopravvissuti al mare. Ed ecco appunto alcuni scatti purtroppo di queste giovani vittime perite in questa ennesima tragedia che è avvenuta sui mari italiani. Ancora dalla strage di Crotone, il cortocircuito dei funerali, l'ultimo schiaffo ai familiari, il Viminale, le bare dirette a Bologna, poi il dietrofront dopo le proteste, ad alcuni chiesti 4.000 euro per il trasferimento, il governo paghiamo noi. Continuiamo con i fatti di attualità, pagina 7, l'inchiesta sul Covid, indagati Speranza, Grillo e Lorenzin, non aggiornato il piano pandemico, l'ex ministro della Salute e i predecessori indicati come responsabili dell'omessa istituzione del Comitato Nazionale. Il cambiamento climatico, notizia che ci porta in Veneto con pagina 9, contro la siccità, ecco i primi 53 milioni, inaugurato il LEB che attinge dall'Adice per bagnare la campagna nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Il ministro Salvini giovedì prossimo arriverà in Consiglio il piano acqua. L'efferato omicidio di Castelfranco, questa è la notizia che troviamo a pagina 10, primo permesso dal carcere per Fusaro, il femminicida ha scontato metà dei 30 anni ai quali è stato condannato per il sequestro e l'uccisione di Iole Tassitani. Scandalo a Palazzo Ferrofini, politica veneta, molestie sessuali alla collega leghista, Cecchetto denuncio Formaggio. Contatto ravvicinato a margine del Consiglio regionale, lui incomprensione fra vecchi amici, lei non è la prima volta. Zaia, fare chiarezza nell'interesse di tutti, Soranzo di Fratelli d'Italia, siamo molto amareggiati. Ancora dal Veneto, nel Padovano, 1000 in silenzio per la gente eroe. Il ministro Piantedosi rende omaggio al poliziotto morto cercando di salvare un anziano caduto nel fiume. Siamo nel comune di Anguillara, provincia di Padova. Economia veneta, divieti sul Brennero, ora con l'Austria è scontro legale, danni alle imprese. Il ministro Salvini chiederemo la procedura di infrazione. Confindustria Veneto Est, così violano la concorrenza.
E adesso le notizie di carattere prettamente bellunese, siamo a pagina 15, piano di zona 2023-2025, minori comunità educative insufficienti, i sindaci chiedono la struttura provinciale. Nell'ultimo triennio 37 ragazzi sono stati mandati in centri fuori provincia, l'USL cerchiamo di tenerli nel nostro territorio. Previsto l'incremento dei letti nelle RSA, le case di riposo per anziani non autosufficienti. Altra notizia, già 200 capillaroscopie risposte a un problema diffuso, funziona l'ambulatorio dell'USL numero 1 Dolomiti, è attivo da oltre un anno. E adesso l'approfondimento del Corriere delle Alpi riferito alla festa delle donne l'8 marzo, ma in questo caso contro le violenze. Quando il capo molesta le dipendenti si allarga il fronte delle vittime di abusi. Un fenomeno conosciuto al centro antiviolenza di Belluno Donna, in 24 hanno segnalato, solo 8 poi hanno denunciato, la responsabile Quaglia, ma questi dati possono essere sottostimati, ci sono persone che non riescono a chiedere aiuto. Alcuni dati che troverete in questo articolo a firma di Cristina Contento: il 78% dei casi riguarda donne tra i 30 e i 49 anni, il 56% è nubile. E sempre a proposito dell'8 marzo, operaia Peppa Pig e barista palpeggiata, le storie dei soprusi raccontate in piazza, molestie fisiche e anche psicologiche lette dalle rappresentanti di Non Una di Meno. Sciopero e settina Limana, la strada è ancora lunga, una sessantina di persone alla manifestazione contro le molestie sul lavoro. Sacchette, dobbiamo cambiare questa cultura della mascolinità tossica. Notizie che riguardano invece la montagna bellunese, a pagina 18, SOS Legambiente, caldo e siccità, la neve artificiale non è la soluzione, temperature più alte di 3 gradi e meno precipitazioni, i cannoni sottrarranno sempre più acqua ai nostri territori. Replica di Grigoletto, presidente di ANEF, restituiamo tutta la risorsa prelevata dai bacini. E sempre dall'ANEF, ma noi siamo i primi a voler tutelare la montagna, la presidente nazionale Valeria Ghezzi, pronti a collaborare, i nostri impianti non sono ferite, sono un motore economico. Sempre a proposito della nuova montagna in provincia di Belluno, pagina 19, seggiovie, ski lift, funivie e troppi ruderi sulle Dolomiti. Gli ambientalisti elencano le strutture dismesse nel corso degli anni, le cause: mancanza di neve, poca frequentazione ed esposizione a sud. Da Staulina a Coltondo, da Stauniessa a Pocol, il triste primato è di Cortina d'Ampezzo. Brutte idee e buone pratiche, no aeroporto e nuovi caroselli, meglio puntare sul treno, 2 le note positive, sempre per quanto riguarda Legambiente, gli itinerari per Ciaspole e lo stop alle motoslitte ai piedi delle Tofane. Pagina 20, pubblico impiego, dipendenti dimezzati nel giro di 4 anni, a rischio i servizi INPS, l'allarme di Dalmagro. Dal 2019 persi 45 dipendenti su 98, assegnati 11 lavoratori, ma è dura che accettino Belluno. Passiamo a pagina 21, una targa e una dedica nella piazzetta di Sois per ricordare il fotografo De Biasi. Il comune omaggia il fotoreporter di fronte alla sua casa natale. Classe 1923, imparò il mestiere a Norimberga, dove era deportato. Una piazza per il fotografo Mario De Biasi. A 10 anni dalla scomparsa, l'amministrazione di Belluno ha proposto l'intitolazione della piazzetta antistante la casa natale di De Biasi a Sois, senza però stravolgere lo stradario locale. Ed ecco, vediamo in questo scatto il fotoreporter bellunese Mario De Biasi, venuto a mancare appunto 10 anni fa. Notizia dal Feltrino, da pagina 22, la comunità di Celarda saluta l'amico Tony, il figlio, indagini lunghe, ho fiducia nei magistrati. Ieri mattina si sono svolti i funerali dell'84enne Antonio Salina, i paesani sempre disponibile, fare il muratore era la sua passione. Notizia che riguarda appunto la morte, la drammatica morte di Salina, ospite della casa di riposo di Arsier, era uscito dalla casa di riposo e purtroppo è stato trovato annegato in una vasca di un'azienda agricola poco distante, sempre nel comune di Arsier. Feltre via Fusinato, sbuca dietro all'autobus, investito un 12enne. E ancora appello dei baristi: riaccendete l'illuminazione pubblica di notte, sembra che scatti il coprifuoco e soprattutto i giovani disertano. L'amministrazione valuta la situazione e potrebbe annunciare novità. Notizia sempre riferita a Feltre. Da Feltre alla Mon, con pagina 23, il caso fatto di cronaca giudiziaria, maltrattava il figliastro, dopo birre e marijuana va a finire in tribunale. L'uomo è stato querelato dalla convivente esasperata, il ragazzo in aula, ero diventato la sua valvola di sfogo. Cisio Maggiore, ci sono 9.500 euro per la strada di Sant'Agapito. Paglio di Feltre, quartiere Castello, ospita in Sardegna alla Sartiglia.
Ancora dal Feltrino, Pedavena, sorveglianza e attività extra per gli alunni del tempo pieno. Il prossimo anno scolastico, prevista l'uscita anticipata alle elementari, l'amministrazione garantirà la sicurezza dei ragazzi venendo incontro ai genitori. La posta accoglienza è organizzata in palestra oppure ai parchi sportivi di Sega Bassa. Sovramonte, conto saldato al comune, la bonifica di 3 cisterne costa circa 35.000 euro. Serende il Grappa, progetto biodiversità a Pian della Chiesa. E ancora dal Feltrino, all'anno di Piave, venduto legname a Docche e Barbeghera. Arsie, caduta Massi a Incino, intervento messo a gara. Pagina 25, Trichiana, padella raddoppia al Parco Lotto, via al secondo campo coperto. Il cantiere ha preso vita in questi giorni e l'obiettivo è di finirlo entro marzo. De Moriner, a completare il quadro mancherebbe solo il bike park. Notizia di spalle, ecco volontari uniti per una maggiore tutela ambientale, l'alleanza dei gruppi che agiscono nei paesi, vanno coinvolte di più le amministrazioni. Se dico parliamo di funghi, corso di 10 lezioni per conoscere le specie, Val di Zoldo, paura del lupo vicino alle case, non lasciate cibo in giro. Pagina 26, Alpago, frane, viabilità e turismo, opere finanziate per 3,5 milioni di euro. Il piano triennale del comune prevede una serie di progetti per la sistemazione del rischio idrogeologico, interventi alla Mosano e a Tarcogna anche sulle strade. Ponte nelle Alpi, i forni storici aperti, dolci per il pubblico in set-up a Polpetta, notizia che abbiamo trovato come anche nella prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Da pagina 27 le notizie invece riferite alla Gordino. Incominciamo con Falcade, Piazzale dello Sport si cambia parte della sosta a pagamento. Il sindaco Salvaterra è la soluzione adottata dalle principali località turistiche, l'ingresso con una sbarra, la novità annunciata in Consiglio Comunale. Altri interventi e fondi per altri progetti, dal giro delle coste ai pannelli fotovoltaici. A Agordo il processo, posto un video sui social per incolpare un uomo della morte del suo cane. Rocca Pietro e caso Marmolada, i giudici studiano l'istruttoria storica. E ancora ecco l'Olimpo del Fondo, circa 200 atleti in gara. Falcade, organizzazione al top per il Val Biois. Pagina 28, Cortina, la figlia di Ghezze nominata nel CDA di Valpe Ambiente in quota comunale. L'assessore aveva la delega alle società partecipate e a distanza di un mese il sindaco l'ha affidata a Darin. Sempre per quanto riguarda Cortina, la nuova sfida di Moreno Pesce salirà l'iconica Forcella Stauniese. Pieve di Cadore, Boschi di Carta e Folk Festival eventi confermati. E adesso invece la crisi vissuta dal comune di San Vito di Cadore, a San Vito arriva il commissario Russo. Dopo le rinunce il consiglio comunale non ha più i numeri per lo scioglimento, manca solo l'ok del ministero. L'ufficialità è arrivata, il comune di San Vito di Cadore è sospeso ormai, manca solo il via libera dal ministro dell'interno per procedere allo scioglimento, ma nel frattempo è già stato nominato il commissario prefettizio e il viceprefetto Antonio Russo. A comunicare l'informativa è stata la prefettura con una nota del capo di gabinetto a seguito delle dimissioni nel comune di San Vito di Cadore di 5 consiglieri di maggioranza e di 2 di minoranza, si legge nel comunicato, è stata avviata nelle giornate del 6 e 7 marzo la procedura di surroga dei consiglieri di minoranza e maggioranza, rimasta però infruttuosa a seguito della rinuncia da parte di tutti i consiglieri, rendendo impossibile portare l'organo assembleare alla composizione numerica minima per il suo normale funzionamento. Il processo, Pieve di Cadore detenuto in permesso picchia la convivente. Auronzo, media e linguistico riaprono oggi, emergenza risolta. Dalla rubrica Cultura e Società, la mostra Glam, iconico, libero ma anche impegnato, ecco il secolo breve secondo Cronorama. A Palazzo Grassi siamo a Venezia, 400 scatti di grandi fotografi in un viaggio che svela che eravamo e come siamo cambiati. Dalla rubrica Giorno e Notte, 3 talenti sul palco a Longarone con il premio Città di Belluno, concerto di gara per Buttol, Scarpa e Vardiero, i vincitori dell'edizione 2022, 2 gli ospiti d'onore, i cantautori bellunesi Alvise Bortolini e Jessica Lena. Lunedì invece a Belluno una serata con il Rotary per ricordare Leonardo Del Vecchio, l'appuntamento è alle ore 18 al Teatro Comunale di Belluno, organizzazione realizzata grazie anche al supporto del Circolo Cultura e Stampa bellunese. Passiamo allo sport. Bassani, un super avvio in Australia e Indonesia, sempre con i migliori superbike. Il pilota feltrino è tornato a casa dopo le prime 2 gare, 15 giorni di sosta, poi test a Barcellona e la terza corsa ad Assen. Hockey Alps League, gara 2 alle 19.30, Cortina, secondo round sul catino del Lustenau, austriaci da rispettare.
Calcio di eccellenza femminile alle 15 a Sedico, la Dolomiti sogna un trofeo alla pari con il Padova. E ancora nuoto a Treviso e Vittorio Veneto, 10 medaglie in vasca degli esordenti bellunesi. Pallavolo under 15, la DRL Belluno vince anche a Verona, sabato alle 17.30 Vertical Coca in Nevegal dal piazzale al Brigata. Biathlon, Fabio Piller-Kotler sulle orme del papà è bronzo al mondiale. Ancora dallo sci alpino, Saletti e Sartorelli, re dello ski cross, il gigante ed Inca e Pais Bianco. Bocce, Serie 2, Dolada già in fuga, Carlini elogia il gruppo, non era scontato vincerle tutte. E concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento, fino a cielo anche coperto e a tratti più probabilmente di mattina. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Precipitazioni, fenomeni sparsi e di breve durata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.